Una notizia mozzafiato ha appena sconvolto Napoli questa sera. E i tifosi del Napoli sono già in stato di massima allerta. Siamo tornati con un altro aggiornamento imperdibile sul nostro amato club. Con informazioni direttamente dal dietro le quinte, dove qualcosa di grande sta prendendo forma. Come sempre, la nostra missione è quella di tenervi aggiornati sulle novità più calde e rilevanti. Con una copertura che solo chi vive la passione azzurra può offrire. Ma prima di immergerci nell'argomento di oggi, che sta lasciando tutti a bocca aperta, lasciate il vostro like. Iscrivetevi al canale e attivate il campanellino, perché le prossime ore promettono di essere decisive. Quello che abbiamo ora è qualcosa che sta coinvolgendo non solo la dirigenza e lo staff tecnico, ma tutta la tifoseria, una mossa inaspettata che potrebbe cambiare il corso della stagione del Napoli. Qualcosa si sta preparando dietro le quinte, e promette un grande impatto. Il nome del momento è Jack Grealish, il talentuoso ala inglese del Manchester City, che secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport è entrato nel mirino del Napoli come alternativa diretta ad Ndoye. Le trattative con il Bologna sono diventate una battaglia finanziaria estenuante e il club azzurro sta cercando nuove strade. Grealish, nonostante un recente passato altalenante, è ancora considerato un giocatore di straordinario talento, capace di sbloccare partite decisive. Fuori dai piani di Pep Guardiola. È stato lasciato a Manchester durante il mondiale per club e da allora sta vivendo una fase turbolenta. Ma è proprio questa fase che può aprire una breccia per il Napoli per agire con intelligenza e audacia. Secondo la Gazzetta, ci sono stati contatti tra il Napoli e lo staff di Grealish. E l'idea di un riavvicinamento con Kevin De Bruyne, ora compagno di squadra, potrebbe pesare molto sulla decisione finale. L'ostacolo maggiore, come sempre, è lo stipendio astronomico del giocatore. Circa 17 milioni di euro all'anno. Tuttavia, se il Manchester City accettasse di coprire una parte significativa di tale importo, come ha già fatto in altre trattative, lo scenario cambierebbe completamente. Grealish è motivato. Vuole vendicarsi sul piano sportivo e vede nel progetto di Conte un'occasione per ricostruire la sua carriera con un ruolo da protagonista in un campionato competitivo e sotto la guida di uno degli allenatori più esigenti d'Europa. Il ricongiungimento con De Bruyne potrebbe essere il dettaglio che mancava per farlo sentire a casa a Napoli. E ora vogliamo sentire la tua opinione, tifoso azzurro. Approveresti l'arrivo di Jack Grealish al Napoli? Credi che possa ritrovare il suo miglior calcio sotto la guida di Antonio Conte? O il rischio è troppo alto? Lascia la tua opinione qui nei commenti, la tua voce è fondamentale in questa fase del mercato. E, naturalmente, un super grazie a tutti voi che seguite il nostro canale e fate parte di questa comunità appassionata del Napoli.